Il leone di San Marco ruggisce e, a guardar bene, è il nuovo leone del Partito Democratico Veneto. Quella che vi raccontiamo è la storia di una vera e propria svolta a Palazzo Ferrufini, dove il capogruppo del PD in Consiglio regionale fa un'operazione identitaria e ricollega il suo partito alla storia della Serenissima, ripartendo da due colori, il rosso pompeiano, come lo sfondo della bandiera della Regione Veneto, e il giallo ocra, come il gonfalone di San Marco. Abbiamo inserito il leone della Serenissima nel logo del gruppo consigliare del PD Veneto. Perché l'abbiamo fatto? Perché quel leone è diventato negli anni il simbolo di una parte politica e invece è il simbolo di tutti noi, perché è il simbolo della Serenissima, il leone con il libro, è il simbolo dell'apertura, della conoscenza, del rapporto col mondo. Basta pensare quando camminiamo per Venezia e troviamo Calle degli Albanesi, il Fondaco dei Tedeschi. È stata una repubblica fondata sull'apertura, sul commercio, sulle relazioni con il mondo. Il Partito Democratico, con questo simbolo, con questo segno, punta a rivendicare l'appartenenza alla storia veneta. Il Partito Democratico su questo ha tanto da fare, ha tanto da recuperare. Questo è un primo simbolo, un primo segno. È evidente che non basta cambiare il logo, ma passa per i comportamenti, quindi i rapporti con il mondo dell'impresa, con il mondo dell'agricoltura, mettersi gli stivali, andare nei campi, andare nelle fabbriche, partecipare e vivere con il popolo di questo territorio.